canto 59. Loda Dio, schierate del cielo, lodate Dio, genti di tutta la terra, cantate a Dio, che Lui somma sarai splendore, loda Dio, Padre, lodate Dio, ricco di grazia e perdono. Uominiamo da dare ricco figlio. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, l'amore Gesù, l'amore del Padre e dello Spirito Santo con tutti e tutta celebra gioia questa la grande famiglia di Dio. Cominciare così noi con fedeltà questo chiediamo insieme celebrare degli amici il incontro. Signore Gesù, agnello immolato per la nostra salvezza, Kyrie eleison. Cristo Gesù, primogenito di coloro che risorgono dai morti, Christe eleison. Signore Gesù, lampada della nuova eterna città di Dio, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca. Gloria a Dio nella cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria. Dio e Padre Onnipotente, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi
onnipotente ed eterno, la ci doni la gioia di celebrare la festa in meriti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo la comune intercessione di tanti nostri fratelli, la misericordia, Signore Gesù, Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo del Dio vivente e gridò a gran voce ai 4 angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare. Non devastate la terra né il mare né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000. Una immensa, che nessuno poteva con nazione. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palme nelle loro mani, e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai 4 esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra. Amen. La sapienza, azione di grazia, gli anziani rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chissà dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla creazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Parola di Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi il suo santo, chi non si idoli. Egli otterrà benedizione, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato.
Sappiamo però che quando sarà noi saremo simili perché lo vedremo così è. Chiunque ha questa speranza in Lui, stesso come Egli è puro. Parola di Dio. Grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Venite a me voi tutti ed oppressi, e io vi darò ristoro. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere, si avvicinarono lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli. Sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati misericordiosi, perché trovano di cuore che Dio. Beati in pace, che saranno figli. Beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il cielo. Beati voi quando vi perseguiteranno e mentendo diranno in sorte di male contro causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Miei fratelli, sorelle, oggi è realmente una grande. Dovremmo avere le chiese stracolme, una grande solennità. La Chiesa celebra tutti i santi del cielo. Festeggiare i santi significa celebrare la grandezza di Dio. La grandezza di Dio è insieme con tutto bello della Chiesa. Voi direte, ma la Chiesa è fatta di peccatori, è vero, ma la Chiesa di Gesù è santa perché Cristo Gesù è la santità del Padre. Nella nostra fede c'è una bellissima verità che si chiama la dei santi. In forza di questa verità noi crediamo che tutti i santi del cielo riuniti nella Chiesa, tutti i santi, adesso che Dio, tutti coloro in cammino della purità, e poi noi che siamo
certi giorni speriamo di arrivare un giorno dove questi nostri santi già sono arrivati. Oggi ricordiamo di tutti questi santi del cielo una parte, e sono quelli che hanno avuto Isa e hanno meritato il premio, la gloria. Tanto è colui che ha vissuto come Gesù ci ha insegnato. Nel discorso della montagna che abbiamo letto di Matteo, purificato la nostra vita, mostrato come anche noi possiamo arrivare. Quanti sono i santi? Non lo sappiamo, non lo possiamo neppure immaginare. San Giovanni però ci fa una attitudine in me che resuscitare, gente che viene da ogni raza, gente che sono tutti figli di Dio e hanno meritato il premio. Sono i grandi santi che la titola come della Chiesa. Pertanto un esempio sono venuti per noi dei modelli indicatori di come dobbiamo comportarci. Non conosciamo invece una moltitudine immensa di santi anonimi, gente che noi abbiamo conosciuto, che abbiamo amato per la loro, che Dio si è promosso, e questa è la grande promozione di nostro quattro soldi, la promozione grande con la quale Dio nell'Antico Testamento già Dio ha parlato al suo popolo: io sono il vostro Dio, sono santo, anche voi dovete essere. Questa esigenza risalta con maggiore evidenza nel Nuovo Testamento con Gesù. Questa è la volontà del Padre, la vostra santificazione. E Paolo, che è un fedele interprete della parola del Signore, scrivendo ai fratelli di Efeso, dice, sentite che bello, in Gesù, in Dio ci ha scelto prima della nazione del mondo per essere santi e immacolati fronte a Lui. Cammino grandioso. Quindi la santità non è un privilegio di qualcuno, no, la santità è il cammino normale di tutti noi che pretendiamo di seguire il Signore, di quanti hanno ricevuto il battesimo e con il battesimo la filiazione divina. Come figli di Dio, naturalmente, siamo chiamati a vivere in obbedienza alla volontà del Padre,
seguendo ciascuno quella vocazione. Non c'è nessuno che è arrivato a questo mondo senza ragione, è frutto dell'amore e del volere del Padre. Quale messaggio potremmo ricavare oggi insieme da questa solennità grande? Io ho notato 3 cose importanti che sicuramente io considero per me importanti. Innanzitutto ci ricordiamo che ognuno di noi ha ricevuto un dono singolarissimo, il dono della vita. Non possiamo sciuparlo, usarlo malamente, non possiamo. È un dono di cui essere orgogliosi e riconoscenti, un dono che non ha prezzo, ma del quale ci verrà chiesto come l'abbiamo vissuto. Una seconda cosa, dobbiamo ricordare, siamo gente in cammino, gente che non è ancora arrivata, per questo dobbiamo aggrapparci 3 cose. Ma questo non è una cosa che ci fa onore. Abbiamo anche bisogno delle cose, si sa, ma non lasciarci prendere da queste cose in modo sregolato. Queste non sono l'ultima della nostra vita. E infine, bene ogni giorno che Dio ci dà. Oh, anche questo è un programma importante. Non temere la sofferenza, miei fratelli. Sono parole che ci diciamo, ma sentiamo che sono pesanti. Non temere. Vorrei per tutti. Fidarci di Dio bene. Il nostro sacrificio, le nostre lotte, il nostro impegno quotidiano, nulla sarà perduto, tutto avrà una ricompensa. Al Padre nulla indicato, che Paolo, ai fratelli di Roma, sentite, io Paolo, ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Paolo era già immerso nel disegno, nel progetto di Dio. Dio gli aveva permesso di intravedere questo mistero. E allora la conclusione è questa, oggi che insieme con la Chiesa celebriamo questa conquista che anche dobbiamo un giorno arrivare. Certezza in cuore, guardiamo ai santi che ci hanno tanta gente che conosciamo, ceduto, solo stesso della gloria, chiediamo la protezione e il loro aiuto. Di fede. Ed è non solo Dio onnipotente, Figlio di Dio,
morì e fu sepolto, terzo giorno risorse sture, saliva al cielo e la gloria e il suo regno non avrà, credo nello Santo, che con il Padre, il Figlio, adorato e glorificato. Una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, redenzione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rallegriamoci nel Signore con tutti i santi e le sante del cielo che oggi veneriamo come amici, modelli e intercessori di santifica il tuo Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Per il popolo santo di Dio, chiamato alla pienezza della vita cristiana, battesimo, custodisca con fedeltà e letizia la propria adesione a Cristo. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Per i responsabili delle nazioni, delle attitudini evangeliche, li ispiri e li accompagni nell'instancabile ricerca del bene. Santifico, Signore, per i sacerdoti, le persone siano ovunque segno eloquente della santità e dell'amore di Dio, sull'esempio di Maria, specchio limpido di ogni virtù e rifulgente di eccelsa santità nella Gerusalemme celeste. Preghiamo, Santo Signore, per la nostra l'assidua partecipazione all'Eucaristia, accresca in noi dividere un giorno la cena eterna, che si compirà nel Regno. Preghiamo, popolo. Accogli, o Dio, le nostre invocazioni, l'intercessione della Beata ci sostenga e ci spronere con fiducia la via felice d'età. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo di vita eterna. Sei tu,
Questo sacrificio, Signore, sia per te offerta pura, per noi dono santo della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, i cuori. Rendiamo grazie al nostro Dio, veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno, per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia, con loro proclamiamo la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I sono pieni di gloria. Osanna, Osanna nell'alto, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché si volontà allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in redenzione dei peccati. Farò in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale.
perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Andrea Bruno, i presbiteri e tutte le persone a te consacrate, per i nostri fratelli e sorelle, nella speranza, nella tua misericordia, ricordi di tutti i defunti, la luce, tu ti abbi misericordia, la vita eterna, insieme con la Vergine Madre, e gli apostoli, ogni gloria per tutti i secoli. Insieme con la preghiera. Padre nostro, ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la speranza del nostro Gesù Cristo. Del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 65, la prima parte il solista, la seconda benediciamo il Signore insieme. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Angeli del Signore, benedite il Signore.
Bene, Signore, o venti tutti, benedite il Signore. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Fuoco e calore freddo e reso ad ebrine, dite il Signore, e freddo, benedite il Signore, ghiaccio e nebbie, dite il Signore, notti e giorni, benedite il Signore, luce e tenebre, benedite il Signore, lampi e tuoni, benedite il Signore. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Figli degli uomini, benedite il Signore, popolo di Dio, benedite il Signore, sacerdoti del Signore, benedite il Signore, servi del Signore, benedite il Signore, anime dei giusti, benedite il Signore, umili di cuore, benedite il Signore, santi di Dio, benedite il Signore, ora e per sempre, benedite il Signore. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Preghiamo. O Dio, unica fonte di ogni santità mirabile in tutti i tuoi santi, fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore che ci sostiene il voce. Dio vi spazio santo
Venite, andiamo in pace. A tutti una bella festa dei santi, soprattutto i nostri santi di casa. Buona giornata. Il 43. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, gioia e mio amor, al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì, al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì, andrò a vederla un dì, è il grido di speranza che infondemi costanza nel viaggio e tra i dolori. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò